Carlo, Maxine, ma che idea vi frulla in testa? E ve li presento. Sono Carlo Adaris e vi direi di fare davvero un grande applauso ad uno dei più grandi musicisti che abbiamo sperate, Maxime Leni, che è il DJ belga che ci regalerà questa serata molto speciale, e Fabio Azzeni, che è un amico nostro e un amico di molti musicisti isolani. Vi invito ad accomodarvi dove preferite e vi farò un paio di domande sul vostro lavoro, su cosa vi frulla in testa e su qual è l'idea di musica che avete e che volete condividere in questa serata così particolare. Ci sono. Allora, intanto buonasera a tutti. Come è nato questo progetto? La musica nel frullatore è nata da una mia idea un po' di tempo fa. Poi ho colto l'occasione al volo per presentarla con Cambias, in quanto è un progetto che vive prettamente di scambio. Perché? Perché abbiamo pensato di invitare chiunque volesse partecipare a registrare qualsiasi cosa, qualsiasi strumento, qualsiasi canto, voce, risata, recitato, qualsiasi cosa venisse in mente. Abbiamo invitato le persone a registrare, a venire da noi in studio a registrare, per poi fare una sorta di opera unica, tagliando e cucendo il materiale registrato. Prima, per me la musica è un sentimento importante che vive il corpo, è una traduzione di sentimenti e di education. All sorts of styles, tutte le musica di anni 90 a adesso è una storia. Per imparare? Sì, imparare. Dentro di Sardegna, per amici, tutti insieme. Ma insieme è il sentimento, è più importante per me. Se ho capito bene, è un viaggio che parte dal cuore e che attraversa i luoghi e i tempi per arrivare al cuore degli altri. Faccio una traduzione libera e poetica, ma mi sembra una bella definizione. Sai, quello che ho capito condivido. Nelle ripotolo e famoso sono noi, sono curiosa, ricche tutti noi, non vengo in canzone, giù le priva scrivia, nella nelle figlie di altri di un marongiu, portano un buon due, fianco in giudizio. Quasi un rap, no? Acquistato decisamente il ritmo dal nostro Bebo Mameli. La cosa interessante è che, e poi è successo, mentre eravamo in studio con Fabio a lavorare sui brani, sulle tracce, è che il 50%, forse il 50% no, però il 40% del risultato finale poi è composto da è venuto a comporsi poi quasi casualmente, così lasciando le tracce cose suonarle a caso sul Pro Tools, ed era veramente incredibile sentire che alcune cose veramente suonavano già di per sé senza toccarle più di tanto, sia dal punto di vista dell'armonia, quindi degli accordi, che dal punto di vista del tempo. Compreso la musica disco degli anni 80 o 70-80, parliamo dei pezzi e sopra ci costruivano dei campioni. Altri producer partono chiamano 4-5 musicisti di fiducia, li chiamano, registrano delle parti che magari ha scritto e lavorano su quello. Sì, per me con Cambias è qualcosa di speciale, perché il zio Giulio has given me samples. Ci ha dato dei campioni. Voices, sì, strumenti di tenore di Sansperati. E io, con i miei amici, lavoro in studio con il producer e finished product, cioè Prodotto finito? Sì, il prodotto finito è una musica tipico sardo, ma attuale adesso con musica house. In Belgio
it's much appreciated. È molto apprezzato. E per me Con Cambias è un fenomeno internazionale, without boundaries, senza confini, e molto di sentimento. E dopo il set la gente potrà ascoltare il punto finito e un po' ballare. Sì. Ed è quello che faremo tra un pochino. Comunque è vero, di fenomeni internazionali sia in positivo che in negativo ne abbiamo diversi a San Sperate, sono d'accordo con te. Abbiamo usato tutto il materiale che avevamo a disposizione, che non era tantissimo effettivamente, cioè se avessimo voluto costruire dei brani, non so, di 2-3 minuti, tutti i brani separati, ovviamente fai una scelta di un campione, costruisci una struttura, ma l'idea alla fine è stata quella di fare un pezzo unico, anche per, tornando al discorso dello scambio, tornando al fatto di cui si parlava prima, che chi ha suonato il martedì, poi chi ha registrato il martedì, poi suona insieme a quello che ha registrato il giovedì, ho detto perché non fare allora un pezzo unico in cui tutti hanno suonato insieme, e ovviamente certe parti che magari durano 5 secondi erano belle per 5 secondi lì, oppure ci si poteva costruire un brano sopra, ma a quel punto non diventava più un'opera di 15 minuti, ma diventava un disco. Magari sentire il set di Maxine, considerando che, tornando a quel discorso, magari lui stesso poi nel suo set frullerà a sua volta, se vogliamo utilizzare questo termine, magari campioni da non utilizzati. Introduco un attimo, se mi permetti, anche il lavoro di Maxine, che ha fatto in realtà poi, lo accennava prima, una traccia, quasi un omaggio alla Sardegna, se vogliamo, in questo caso poi a San Sperate, a Con Cambias, utilizzando dei campioni che Giulio un po' di tempo fa gli aveva fatto avere, quindi quelli un po' tipici della nostra tradizione, la onedda, scanti a tenore, e lui ha appunto fatto un lavoro secondo il suo stile, riutilizzando questi campioni. Mi diceva che appunto era interessante magari poter sentire i campioni magari che lui ha utilizzato, poi come li ha lavorati e come poi dopo sentiremo la traccia poi nella sua complessità. Sentiamo le voci? Sì. Anticamente in pastores e in montes e pianos Questo è il campione originale. Los parentes caía E questo è quello anticamente in pastores e in montes e pianos. E poi appunto oltre alle voci anche gli strumenti. Il campione originale, di origine. Quello trattato. Sì. E poi qualche frammento del brano.
Bene, grazie. Prego. No, cioè, questo è più o meno quanto, poi sentiremo comunque nel suo set anche il resto. Niente, direi che lui non vede l'ora di partire col suo set, quindi inutile che stiamo qua a farlo parlare o fargli altre domande. Tra l'altro partirà in questo caso con un remix che ha fatto, in questo caso chiudendo quasi il cerchio, perché io da poco ho pubblicato un disco che ho mixato nello studio di Fabio e per il quale poi per un brano Maxim ha fatto un remix che poi andremo ad ascoltare in apertura del suo set. Grazie. Una bella Macedonia di Concambias in salse europee, allora. Esatto. Grazie a tutti voi. Allora, Grazie a voi. buon ascolto.